Ma cosa dire ad Andrea? Ad Andrea insomma, non c'è bisogno di dire tanto perché penso che lui sappia bene cosa fare. Comunque quello che gli posso dire è che siamo sicuramente tutti molto, molto contenti, molto orgogliosi di vedere Andrea che si è subito inserito in un contesto importante, in una categoria importante, in una società blasonata, in una piazza molto, molto calorosa e lui si è subito inserito. Poi che altro dire? Insomma, ad Andrea veramente c'è poco da dire, l'unica cosa che gli posso permettermi di dirgli, anche se so che non c'è bisogno, di continuare così. Lui è un ragazzo che si è conquistato veramente sempre tutto, lo ha fatto da noi anno dopo anno, giorno dopo giorno, lo ha fatto con la maglia azzurra nel Club Italia dove lo hanno apprezzato sempre tutti per questo suo modo di lavorare e di crescere, e adesso ci fa molto piacere che lo stiano apprezzando anche i tifosi rosanero e tutti gli addetti ai lavori. Questa è una cosa che fa piacere, per cui gli dico solo Andrea vai avanti così e come sai fare tu.